che si trovava a Verona in visita e dove ha incontrato anche il neogovernatore del Veneto Zaia. Il Presidente della Repubblica ha esortato a utilizzare gli anni del suo mandato per individuare le riforme necessarie al Paese e poi realizzarle. A Verona l'inviato Fabrizio Summonte. È il momento delle riforme, dice nel primo giorno della sua visita a Verona il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano. Dobbiamo entrare in una fase riformatrice, forse c'è uno spazio anche temporale più propizio ad una riflessione adeguata, senza disperdere le occasioni. Io davvero sento molto perché la conclusione di questa legislatura parlamentare e anche la conclusione del mio mandato di Presidente, non dobbiamo trovarci di fronte ad una legislatura sprecata per le riforme. Sceglie il cuore del nord-est Napolitano dopo una lunga passeggiata nel centro di Verona accanto al sindaco Flavio Tosi per mandare un segnale chiaro: è il momento delle riforme, o come vogliamo chiamarle, sappiamo di che cosa si tratta. Dobbiamo realizzare ciò che è possibile con il massimo di condivisione possibile. È per questo che al Quirinale Napolitano ha già ricevuto prima Calderoli e poi Violante per esaminare alcune bozze sul tappeto. Ne seguiranno altre naturalmente e tornerà a parlare di riforme qui a Verona Napolitano nei prossimi giorni. Intanto invita a non avere paura di forme di elezione diretta. Una battaglia di cui non mi sono mai pentito, dice il Capo dello Stato, è stata quella per l'elezione diretta dei sindaci. Un'altra battaglia è per il federalismo. L'unità nazionale come la intendo io, spiega Napolitano, richiede lo sviluppo solidale di tutte le realtà di questa nazione. Ma non esclude forme marcate di federalismo, come dice il neopresidente della Regione Veneto, Luca Zaia. Ovviamente avere il Presidente dalla nostra parte significa vedere il sole, no? Quindi le chiare parole del Presidente della Repubblica mantengono